Oltre 260.000 i visitatori da tutto il mondo, più di 2.000 espositori e una rappresentanza trevigiana che si fa notare in tutti i settori dell'arredo. Sono i risultati della 60ª edizione del Salone del Mobile di Milano, che quest'anno ha superato tutte le aspettative dell'organizzazione. Allora, il salone è andato benissimo, abbiamo avuto una buona affluenza, come vedete anche adesso lo stand è pieno di gente. Abbiamo presentato 5 modelli nuovi, abbiamo un po' sopperito alle richieste che ci faceva il mercato, ossia quello di presentare dei salotti con una profondità ridotta, oppure con dei meccanismi in modo che la seduta si modificasse a seconda delle esigenze, perché ci sono delle persone più alte e delle persone un po' più basse, e quindi qui abbiamo proprio presentato dei divani con profondità 87, 91, 97 fino a 1,1 m. E direi che sono proprio piaciuti. Innanzitutto abbiamo portato diverse novità, per esempio abbiamo portato il divanetto e il lettino sdraio, e abbiamo portato anche le diverse sedie nuove e anche diversi tavoli con diverse finiture, la possibilità di abbinarci non soltanto il piano in HPL, ma anche la novità è proprio i piani in marmo, che in questo momento sta molto andando anche la richiesta. Noi abbiamo portato una novità completamente dedicata all'arredo della casa. Storicamente DL fa arredamento per camerette da 52 anni e quest'anno abbiamo presentato una totale linea dedicata all'arredamento giorno, notte, camera. In particolare ci siamo dedicati alle cabine e agli armadi su misura, quindi presentando una linea che ragiona al centimetro per personalizzare l'arredamento di ogni abitazione. Allora siamo arrivati con molto entusiasmo a questo Salone del Mobile perché appunto dopo 3 anni, come tutti sanno, siamo finalmente tornati live e riusciamo a vedere finalmente i nostri clienti. E quindi c'è stato veramente un attimo importante di rincontrarsi, di rivedersi, di raccontarci le cose che sono successe in questo periodo e soprattutto l'opportunità di far vedere finalmente dal vivo delle collezioni nuove. Abbiamo portato 2 nuove collezioni da interno con 2 divani, relativi tavoli, sedie. Noi tendiamo ad avere un total look come presentazione aziendale, ma soprattutto, anzi la novità più importante è stato sicuramente l'outdoor dove ci troviamo adesso. Per noi è la prima volta che entriamo in questo settore, ci è stato richiesto da tantissimi clienti di ampliare la nostra gamma verso questa direzione ed effettivamente è stato uno dei prodotti che ha riscosso più successo quest'anno. Certo, è stata un'esperienza molto positiva, siamo molto contenti, abbiamo avuto un buonissimo flusso, quindi credo che insomma, la ripartenza dopo quello che è successo con la pandemia sia stata veramente forte, almeno in questo momento, nonostante appunto le situazioni attuali che ci sono nel mondo. Ecco. Abbiamo messo l'attenzione per quanto riguarda i nostri prodotti sulla natura, abbiamo presentato la tartaruga carretta di Alessandra Baldereschi, dove viene data anche una donazione al WWF per la salvaguardia dell'ambiente. E poi per il Salone del Mobile invece abbiamo 2 prodotti nuovi, una scultura di Aime Aion e di Nika Zupunk, dove l'attenzione è proprio l'elemento dell'amore, quindi il cuore è il protagonista di queste collezioni. Allora sicuramente quest'anno con più spirito, visto che insomma finalmente siamo potuti tornare in presenza e presentare le nostre novità del nostro rivestimento Le Righe, che quindi fatto in presenza è tutta un'altra cosa. Bene, Cerasa presenta al Salone del Mobile una novità assoluta che è la collezione Onei, frutto della collaborazione con l'architetto Marcon che ha curato anche il disegno del nostro stand. È una collezione di alta gamma che si contraddistingue per il pregio dei materiali e per il design molto ricercato. Ma il Salone del Mobile è stata anche l'occasione per presentare un nuovo programma che si chiama Sistemi Doccia, costituito da chiusure, piatti e soffioni e rubinetteria per il box doccia.
Beh, l'edizione di questo salone è andata molto bene, chiaramente non siamo al 100% dei visitatori come tutti sappiamo, però ne abbiamo ricevuti veramente tanti e anche molto qualificati, quindi architetti, negozi o comunque interior designer interessati, curiosi. Probabilmente la pausa ha creato anche aspettativa e voglia di andare un po' più nella profondità delle cose, quindi non soltanto vedere e scappare, ma capire e rivedere con calma tutti i materiali e tutti i nostri prodotti. Noi quest'anno abbiamo portato tantissime novità, il tema dell'anno è legato alla organicità, nel senso che noi produciamo, lavoriamo il metallo e quest'anno l'abbiamo voluto plasmare, deformare in forme organiche, curvilinee, quindi rappresentando qualcosa di assolutamente unico. Allora, diciamo che finalmente dopo 2 anni si ricomincia questa fiera che è sempre molto seguita, c'è un seguito soprattutto dall'estero e quindi per noi è importante esserci. Chiaro, sono passati 4 anni dall'ultima edizione, siamo arrivati qui portando dei nuovi prodotti, soprattutto il nuovo forno, la nuova linea dei forni Icon che ci stanno dando grandi soddisfazioni e qui l'abbiamo portato in tutte le versioni dove c'è una linea completa data da 5 elementi, dal forno da 60 al combinato microonde, al combinato vapore. Allora, Electrolux ha portato numerose novità. Un settore sicuramente su cui ha puntato molto quest'anno è il settore della refrigerazione con i nuovi modelli di frigorifero. I modelli di frigorifero presenti qui e sul mercato sono tutti prodotti nella fabbrica di Susegana in provincia di Treviso. L'obiettivo è che i nuovi frigocongelatori possano conservare al meglio ogni tipo di cibo, riservando alle tipologie di cibo degli spazi a loro dedicati, come per esempio il cassetto Green Zone, che assicura la conservazione al 95% delle vitamine della frutta e della verdura anche 11 giorni dopo averlo acquistato. Innanzitutto noi siamo del settore legno, siamo in provincia di Treviso, sede di Possagno e la nostra presentazione quest'anno si è svolta sul floreale. Andare a creare delle decorazioni sul legno sia a livello decorativo parete che a livello decorativo arredo, mobili, che hanno come tema il giardino, il floreale, i fiori. Siamo andati a creare delle finiture, delle colorazioni su legno, su vari tipi di legno, tra il noce, il rovere, l'acero, il ciliegio, che hanno come impronta, come incavo, i decori del legno, delle foglie, delle rame, tutto quello che riguarda il giardino. Ma anzitutto da ricordare dopo 3 anni di pandemia il ritorno al Salone del Mobile, quindi l'entusiasmo da parte dei nostri clienti e anche da parte nostra come aziende fornitrici. E di nuovo praticamente tutto quello che vedete, nel senso che volevamo comunicare all'esterno il nostro concetto di Total Living, dove abbiamo presentato la cucina e tutto quello che è l'ambiente giorno abbinata con le nostre finiture legno, i nostri laccati e i nostri nobilitati, assieme ai nostri imbottiti, quindi un mix tra quello che sono le finiture materiche e quelli che poi sono anche i tessuti colorati e di pregio che abbiamo portato sui nostri imbottiti. Allora, le novità rappresentano una nuova filosofia per quanto riguarda la K, visto che la nostra azienda fornisce la K. La K è sempre più integrata al mondo del mobile, quindi di tutta la struttura, e abbiamo presentato alcune soluzioni flessibili perché la K sia un elemento del mobile, non sia più un elemento esterno. Quindi abbiamo portato 3 soluzioni diverse, una soluzione per le isole, una soluzione per le pareti verticali e una soluzione per le pareti orizzontali. La prima novità, forse quella più significativa, è una collaborazione con Cristina Celestino, che è una designer locale, quindi vicina a noi, originaria di Pordenone, anche se ormai vive a Milano, che ha progettato lo spazio espositivo riprendendo una caratteristica villa palladiana, quindi c'è stata proprio questa, abbiamo sentito la necessità di trasmettere qualcosa del territorio, con poi anche la presenza delle viti che forse avete visto lungo lo stand. Poi una serie di prodotti nuovi, qui vediamo il nuovo armadio teatro con ante Murano, il Palù, un gruppo letto Palù, un letto bricola, quindi come sentite anche dai nomi abbiamo pensato molto al territorio e cerchiamo di portare il nostro territorio un po' in giro per il mondo.
Il Salone del Mobile si conferma il più grande appuntamento nel settore dell'arredamento a livello mondiale, grande catalizzatore di interesse da tutte le parti del mondo e per noi italiani è un orgoglio essere presenti a questo importante evento. Abbiamo presentato soprattutto le collezioni lanciate nel 2021, quest'anno siamo riusciti ad avere anche uno stand più grande e il riscontro da parte della clientela è stato ottimo.